Da dove si comincia per restare umani? Restare umani è la grande riflessione che io ho portato avanti avendo lavorato per più di 30 anni nelle zone dei conflitti più profondi, più laceranti, e alla fine ti rendi conto che si rimane umani quando si rimane attaccati al bene, a tutto ciò che è dignità umana e tutto ciò che è salvaguardia della dignità umana, a tutto ciò che è solidarietà verso l'umano e a tutto ciò che sono le parole che costruiscono partecipazione e democrazia, quale solidarietà, accoglienza, inclusione, parole che diventano i luoghi dove l'umano si esprime e cresce e sogna nel rispetto reciproco. E quando sembra che non serva? Allora, mai cadere in questa tentazione, perché è come la pace, ci sembra un'utopia così lontana, perché diciamocelo, noi non sappiamo fare la pace, noi abbiamo sostituito alla parola che media, alla parola che costruisce appunto partecipazione e comunità, dialogo, abbiamo sostituito a questa parola le armi. Penso che le piazze che abbiamo visto c'è anche chi grida al noi vogliamo un mondo pacifico, noi vogliamo un mondo di tolleranza, noi vogliamo un mondo dove è il dialogo che risolve le problematiche dell'umano, noi vogliamo un mondo in cui la solidarietà diventa programma politico. Lei ha mai lavorato in Terra Santa? Qui l'umano sembra finito. È una tragedia di proporzioni immense, come tutti i conflitti nel mondo, come i conflitti dimenticati anche del Sudan. Non dimentichiamoci del Myanmar, dell'apartheid sistematico che avviene in Afghanistan per le donne, ma indubbiamente nella situazione di Gaza abbiamo toccato il fondo, perché siamo entrati ufficialmente nell'era dell'impunità, Questo fa molto paura. Tutti quegli strumenti che sono stati scritti con il sangue delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, quale il diritto umanitario, il diritto internazionale umanitario, quale anche il ruolo della Corte Penale Internazionale, sono stati gettati nel water.